È stata inaugurata la 33esima edizione dei campionati mondiali di pesca al colpo. Una colorata sfilata rappresentante le diverse nazioni ha arricchito il corso Silvio Trentin. Una gara importante che coinvolgerà durante il weekend del 9 giugno 300 partecipanti, armati di canne da pesca e retini, tutti pescatori professionisti. A curare ogni aspetto della manifestazione, che si terrà nel weekend sulle rive del canale Brianne, coinvolgendo il Veneto orientale, il comitato organizzatore con la partecipazione di Giambattista Mango. Presente all'inaugurazione avvenuta in piazza Indipendenza San Donà di Piave, il presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, che ha assistito alla sfilata e alla presentazione delle nazioni partecipanti. A simboleggiare l'evento la mascotte scelta attraverso un concorso avvenuto tra le scuole, un pesce palla variopinto che rappresenta i 29 paesi del mondo che partecipano all'evento sportivo. La cerimonia si chiuderà con la premiazione dei vincitori nella giornata di domenica 9 giugno, in piazza Indipendenza, presso Torre di Mosto, dove la provincia di Venezia sarà presente con un proprio stand, nel quale saranno distribuiti al pubblico e agli appassionati materiali, guide e documenti sulle principali iniziative promosse in tema ambientale, sportivo, culturale e turistico. Un'occasione questa di incontro e scambi tra atleti provenienti da tutto il mondo e una grande opportunità per far conoscere e apprezzare il nostro territorio.